Protesta degli attivisti questa mattina a Venezia contro il matrimonio di Bezos. Dura la condanna del sindaco Brugnaro. In nessuna città si contesta una persona così, ha detto. Dopo l'incidente mortale in cui ha perso la vita un 31enne a Portogruaro, questa mattina un altro centauro si è schiantato contro un'auto lungo la Noalese in gravi condizioni. L'ex mala del Brenta Radames Major, nuovamente condannato per la rapina messa a segno a febbraio del 2024 a Cavallino Treporti nella villa della famiglia Biondo. Non dimenticatevi di lui, parla per la prima volta in una conferenza ufficiale Armanda Colusso, la madre di Alberto Trentini, il cooperante italiano arrestato in Venezuela e ancora in carcere dopo 7 mesi. Pronti tutti i nuovi banchetti degli ambulanti di piazza San Marco sono stati inaugurati oggi alla presenza del Comune di Venezia e di Confcommercio. Blocco alle auto diesel Euro 5, preoccupata la categoria degli artigiani veneti. Per noi, dicono, stop e incertezze sono una spada di Damocle. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Cominciamo dunque con le notizie. In primo piano le proteste di questa mattina a Venezia contro il matrimonio Jeff Bezos, il magnate statunitense che si terrà tra poche settimane. È stata dura la condanna delle proteste da parte del sindaco Brugnaro, che dice non si contestano persone così. Non c'è nessuno spazio per Jeff Bezos, non c'è nessuno spazio per gli oligarchi, non c'è nessuno spazio per chi compra questa città per eventi di lusso e per il proprio tornaconto. Per questo gli attivisti della piattaforma No Space for Bezos, creata dai collettivi veneziani per contestare il matrimonio del miliardario statunitense che si svolgerà a Venezia dal 24 al 26 giugno, hanno appeso sul campanile di San Giorgio un enorme striscione col nome Bezos barrato da una X. Azione che invita la città a un'assemblea venerdì 13 giugno alle 18 in Erbaria Rialto. Per le mobilitazioni di quest'estate, per fare 3 giorni di accoglienza a Jeff Bezos quando verrà qui con tutta la sua truppa a ancora una volta a comprare questa città, quindi ci vediamo venerdì. I collettivi contestano sia la logica di Venezia come teatro di grandi eventi in sequenza, sia la figura di Bezos, colpevole a loro dire di aver creato un business che si basa su emissioni che aggravano la crisi climatica e compressione dei diritti sindacali. A questo non si è fatta attendere la reazione indignata del sindaco Brugnaro. Adesso chiedi scusa, spero che probabilmente non verrà più, spero che venga ancora. Ma lei crede che cambi idea? Se non viene, andate a suonare ai centri sociali e al PD. No, intanto cominciamo a dire che rischiamo che non venga, diciamolo. Agli elettori del PD, quelli normali, sappiate che a Venezia siamo in mano a una deriva assurda. Ma lei al suo posto cambierebbe idea? Ma forse per far rabbia loro no. Verrei volentieri, anche perché sa che la città lo attende volentieri, è una bella città, è normale anche che un personaggio così possa avere anche gente che cerca visibilità ai danni suoi. Questi cercano solo visibilità loro, pensano non sai che esistono questi qua, sti 40, 30 che se andai sul campanile, se no non sai che esistono e li lasciano fare perché hanno paura, tutti hanno paura, allora questa è violenza. Dopo l'incidente mortale di ieri a Portogruaro, in cui ha perso la vita un 31enne, questa mattina un altro centauro si è schiantato contro un'auto lungo la Noalese e è ora in gravi condizioni. Erano da poco passate le 8 quando lungo la Noalese a Stigliano di Santa Maria di Sala un centauro è finito contro un'auto guidata da una ragazza. Entrambi i conducenti sono rimasti feriti, ma ad avere la peggio il ragazzo alla guida della moto, che è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Mestre con un elicottero del SUEM in condizioni gravi. Secondo una prima ricostruzione, l'auto da via Tintoretto stava andando verso via Rugoletto, immettendosi sulla Noalese per attraversarla, quando è sopraggiunta la moto che viaggiava da Noale verso Pianiga, sembra in sorpasso, e che avrebbe centrato la vettura sulla fiancata. Il giovane che era in sella è stato sbalzato, la moto accartocciata. Sul posto sono giunti poco dopo i carabinieri di Mirano, la polizia locale di Santa Maria di Sala, i vigili del fuoco e il SUEM di Mirano con un'ambulanza e un'auto medica. Inevitabili le ripercussioni sul traffico, bloccato completamente lungo la Noalese dalla località di Treponti al semaforo del centro di Stigliano. La situazione è tornata alla normalità poco dopo le 10 con la rimozione dei mezzi incidentati dalla strada. Una nuova condanna per Radames Major, 71enne residente a Giovera del Montello, ex della Mala del Brenta. L'uomo dovrà scontare altri 6 mesi e
6 anni e 4 mesi per una rapina messa a segno il 18 febbraio del 2024 a Cavallino Tre Porti, nella casa della famiglia Biondo. Un colpo messo a segno da 3 malviventi con il volto travisato, tra cui l'autista della banda Sandro Levac, già condannato a 9 anni. Maior è stato incastrato grazie a una traccia di DNA. Fu lui che colpì alla testa con il calcio della pistola del proprietario e sparò un colpo alla gamba al figlio, che intervenne per aiutare il padre. Era accusato di tentata rapina aggravata in concorso, lesioni, porto d'arma e il furto dell'auto, una Lancia Delta di un vicino della famiglia, con la quale la banda era poi fuggita. La sentenza è stata messa con rito abbreviato e quindi concedendo lo sconto di 1/3 della pena prevista dal rito. E parla per la prima volta invece in una conferenza ufficiale Armanda Colusso, la madre di Alberto Trentini, cooperante italiano arrestato in Venezuela lo scorso 15 novembre e ancora in carcere dopo 7 mesi. Questa volta sarete voi giornalisti ad aiutare a far liberare Alberto, in prigione da quasi 7 mesi. Si deve parlare di mio figlio, come si è fatto per altri italiani che fortunatamente, grazie anche al clamore mediatico, hanno fatto il ritorno a casa. Vi prego, non stancatevi di parlare di Alberto, finché non me lo porteranno a casa. Sono certa che chi ha il potere di far liberare mio figlio, con una forte pressione mediatica, si adopererà senza più tentennamenti. Alberto era, e uso l'imperfetto perché dopo 6 mesi e mezzo di prigionia non so come sarà ora, un ragazzo normale, sereno e pieno di ideali. Parla per la prima volta in una conferenza stampa ufficiale davanti ai microfoni, conferenza rivolta a tutti i giornalisti, Armanda Colusso, la mamma del cooperatore italiano in carcere in Venezuela da 7 mesi, ingiustamente arrestato e non ancora liberato. Lo fa per la prima volta da quando nel gennaio scorso è stata fatta conoscere a tutti la vicenda del nostro connazionale, originario del Lido di Venezia, arrestato 2 mesi prima, il 15 novembre 2024, in Venezuela, dove si trovava in una missione umanitaria. Ho chiesto un visto per andare a Caracas, in Venezuela si può andare per turismo, esonerati dal visto d'ingresso, ma io chiaramente andrei per affari e quindi bisogna che chieda un visto per affari. Mi hanno chiesto 80.000 documenti, assicurazioni, certificati, ho fatto tutto quello che c'era da fare e poi non mi hanno più chiesto niente. L'incontro è stato organizzato insieme alla famiglia di Alberto proprio dall'associazione Articolo 21. Tra gli altri presente anche la deputata veneta Rachele Scarpa. L'appello di Don Luigi Ciotti. L'ultimo pensiero al presidente Maduro. Si professa cattolico, ma la parola di Dio è una parola che invita a metterci in gioco, a rispettare la dignità, la libertà e i diritti delle persone. Dio non può essere manipolato per altri giochi e per altri interessi. Signor Presidente, vivi questa parola. Metti una mano alla tua coscienza. C'è un italiano che è prigioniero da mesi senza nessuna colpa. Sono nuovi sviluppi sul caso Paragon. Le prime intercettazioni agli attivisti impegnati in missioni umanitarie risalgono ai tempi del governo Conte, non a quello in carica. Beppe Caccia ribadisce la sua preoccupazione. Risalgono indietro nel tempo all'epoca del governo Conte e non a quello attuale, guidato dalla premier Giorgia Meloni, le prime intercettazioni agli attivisti dell'organizzazione non governativa Mediterranean Save Humans impegnati nei soccorsi dei migranti in difficoltà nel mare Mediterraneo centrale. Emergono così nuovi sviluppi importanti sul caso Paragon, che ha visto tra le persone spiate a propria insaputa anche il mestrino Luca Casarini, armatore, e il veneziano Beppe Caccia, cofondatore di Mediterranea. Caccia, al di là di quelli che siano i governi e i tempi, ribadisce le proprie perplessità e preoccupazioni. Noi ci chiediamo che cosa pensavano di trovare nei nostri telefoni, le attività di Mediterranea, le nostre missioni di soccorso, la solidarietà con gli ultimi, la solidarietà
con chi soffre. Tutto questo è controllato e monitorato ogni giorno dalle autorità. Noi siamo preoccupati invece per la sorte di tante persone con cui siamo in contatto in Libia e in Tunisia. La paura è che si possa aprire il classico vaso di Pandora con effetti dilaganti e pericolosi. La richiesta è di fare chiarezza. Temiamo che dati sensibili, i loro nomi, i loro volti, i loro indirizzi, gli indirizzi di persone vittime di violazioni dei diritti umani e che sono pronti a testimoniare davanti alla giustizia internazionale contro i criminali responsabili delle torture, delle violenze, degli abusi ai loro danni, noi siamo molto preoccupati per la sorte invece di queste persone. Noi torniamo a Venezia, in centro storico sono stati inaugurati nuovi banchetti degli ambulanti in piazza San Marco. È una giornata di festa perché è la fine di una storia bellissima, perché abbiamo iniziato con la presentazione del primo banco tipo e oggi finiamo i 35 banchi e sono uno spettacolo vederli. Tutti pronti i nuovi banchetti degli ambulanti di piazza San Marco. Sono stati inaugurati oggi alla presenza del Comune di Venezia e di Confcommercio. Siamo di fronte a una vera rivoluzione che darà la possibilità di visionare una piazza San Marco rinnovata in quella linea nuova che anche l'amministrazione ha sposato, di una Venezia che offre un'immagine di se stessa più al passo coi tempi e più organizzata di prima. Adesso noi abbiamo dei banchi che sono belli da vedere, coprono le persone perché chi lavora resta coperto dalla tenda, quindi è un modo per essere vicino a chi opera a Venezia e soprattutto appunto è una misura ben delimitata dove l'esposizione della merce dovrà essere fatta nella maniera corretta e quindi diventerà molto più semplice fare in modo che tutti rispettino le regole. Costruiti interamente a Murano, i banchetti contribuiscono a cambiare il volto della piazza. Soddisfatti gli ambulanti. Per noi cambia, che ben si dica, anche una questione di decoro sull'arredo urbano della città. Siamo più consoni con l'arredo urbano, ci integriamo con i bar, con gli ombrenoni dei bar, cioè è una linea dettata dal comune che noi abbiamo abbracciato subito perché giustamente anche a noi piace il bello. E il decoro poi di conseguenza porta legalità e la legalità a volte porta anche sicurezza perché siamo un bel presidio per quanto riguarda la sicurezza perché sennò qua sarebbe il finimondo. E non solo, sono belli, sono funzionali e ci danno la possibilità con le tende di poterci riparare perché le assicuro che a 40 gradi sotto il sole d'estate non è molto facile lavorare, però era il nostro lavoro e lo accettavamo. Così da Venezia, intanto si continua a discutere, a parlare del blocco delle auto diesel Euro 5, è preoccupata l'intera categoria veneta degli artigiani. Io c'ho una macchina Euro 2 evidentemente e sarebbe un problema qualora dovessi cambiarla, no? Un problema perché oggi in questo momento non sappiamo bene come comprarle queste macchine elettriche o ancora con combustione, con benzina eccetera, quindi i prezzi sono molto alti e quindi ci crea difficoltà. Non poche. Dobbiamo lottare contro l'inquinamento, può essere una misura che limita nelle città l'utilizzo anche dell'auto e ci spinge verso autoveicoli anche più puliti. Tra chi è contrario e chi invece sostiene che limitare il traffico dei veicoli inquinanti sia una delle misure necessarie per ridurre le emissioni di CO2, sta facendo discutere non poco l'annunciato stop ai veicoli diesel Euro 5 a partire dal 1° ottobre, preoccupata anche la categoria degli artigiani. Abbiamo sempre questa spada di Damocle che ci preoccupa e che ci porta sempre a vivere nell'incertezza. Pur con l'emendamento presentato dalla Lega per cui l'obbligo allo stop dei veicoli Euro 5 potrebbe essere scongiurato o al più prorogato, resta alta la preoccupazione all'interno della categoria degli artigiani del Veneto. L'inquinamento sicuramente è un tema importante, non va sottovalutato, però non si può sempre fare leva sulla parte debole. L'artigiano deve essere tutelato e deve continuare a fare il suo mestiere. Secondo gli artigiani, infatti, non sempre macchine di categoria superiore rispettano i limiti europei. Non ci sono sistemi di controllo per capire
effettivamente il livello di emissioni di un mezzo. Non è giusto, perché se le hanno vendute vuol dire che in quel momento andavano bene e basta. E che cosa bisogna fare secondo lei contro l'inquinamento? Beh, non è certo quella la via per togliere l'inquinamento, Prendere le macchine e basta. E quindi anche la gente che deve andare al lavoro non è possibile. Richiesta di tutti, incentivi da parte dello Stato che andrebbero a contribuire allo svecchiamento del parco auto italiano, ad oggi il più vetusto d'Europa. Qualche incentivo secondo lei dovrebbe comunque arrivare dal governo? Assolutamente sì. L'Ordine di Malta potenzia i propri mezzi l'attività di soccorso in mare, che vedrà presto l'arrivo di un nuovo mezzo nautico per tutte le emergenze nell'Alto Adriatico. Arriverà presto a Venezia una terza idroambulanza costiera, analoga alle 2 precedenti già in servizio, che potrà essere impiegata nelle emergenze in tutto l'Alto Adriatico. L'iniziativa è promossa da un'azienda del Lido di Venezia, la Safety SUV, unica realtà presente con un proprio stand anche all'ultima edizione del Salone Nautico di Venezia in Arsenale, con la fondazione Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta, che mette a disposizione dell'imbarcazione il proprio equipaggio altamente specializzato con ufficiali medici e farmacisti. Al comando dell'idroambulanza c'è il maggiore Nicola Falconi. E dopo il successo avuto sia nelle attività addestrative che operative delle prime 2, cioè Alfa Charlie e Sierra, abbiamo continuato la stessa strada, preparando e allestendo St. John, una terza unità esattamente gemella, perché l'interoperabilità e la standardizzazione dei mezzi è fondamentale. Perché la terza idroambulanza St. John? Perché il nostro assetto, il nostro progetto abbiano 3 mezzi identici sui quali operare indistintamente. Tutte le attività di soccorso in mare sono però sempre comandate e dirette dalla Guardia Costiera, che ne ha giurisdizione. Un'ambulanza sarà a regime sempre pronta operativa col suo personale logistico di bordo e quello sanitario, una di riserva ed una terza in manutenzione. Ecco perché saranno 3 mezzi uguali. Poi ci sono anche degli altri progetti in cantiere anche per una nuova tipologia di mezzo ancora di maggiori dimensioni e a catamarano, ma ovviamente il primo step è mettere in funzione questo tridente per salvare il nostro prossimo e a disposizione della comunità nautica dell'Adriatico. Siamo arrivati al termine del telegiornale di Venezia, grazie per averci seguito. Subito dopo la sigla, come sempre, le previsioni del tempo, poi il TG di Treviso. A tutti una buona serata, arrivederci.